Euroregione.news. PSTD, installazione artistica itinerante. Dopo la 3 giorni pordenonese a febbraio, l'installazione multimediale PTSD fa tappa il 4 marzo a Nova Gorizia con organizzatori e autori tra cui Renato Rinaldi e Giovanni Chiarotti. L'evento traumatico è un'esperienza molto più vicina di quanto si possa pensare, ecco. Tutti siamo potenzialmente soggetti traumatizzabili e tutti siamo potenzialmente soggetti traumatizzanti. Questa installazione vuole essere intanto uno spazio in cui lo spettatore è invitato a passare del tempo, a fermarsi. È di fatto la traduzione di un percorso di ricerca che è stato fatto attorno al tema del trauma e della memoria traumatica. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca in cui abbiamo chiesto ai neuropsicologi e anche terapisti come secondo loro funziona, cioè come il trauma si annida, perché abbiamo scoperto che si annida nel cervello umano. Noi eravamo interessati soprattutto al punto di vista del meccanismo cerebrale, cioè che cosa succede nel nostro cervello quando siamo sottoposti a un evento traumatico. Il trauma può rimanere benissimo nascosto per anni in questa sua dimensione solipsistica di loop che gira a vuoto all'interno di un altro sistema che invece va avanti. E in qualche maniera cerchiamo di rirappresentare questo, ecco, dare forma a una sorta di dialogo appunto tra due sistemi. Siamo preparati scientificamente per dare una rappresentazione di come funziona il trauma. La nostra siamo partiti da questa suggestione. Abbiamo cercato di sviluppare uno spazio e degli output sonori e visuali che non traducessero didascalicamente il meccanismo cerebrale, ma più che altro suggerire un'ambientazione quasi e un tipo di dialogo fra due diversi sistemi, quello luci e quello audio. E questo dialogo a un certo punto entra in una assonanza che crea una reazione. E non è dato di sapere quando c'è questa assonanza e non è dato di sapere che reazione provoca. Succede qualcosa che non si sa che cosa, perché l'evento scatenante non è mai chiaro, le due cose si mettono in comunicazione e diciamo in questo sistema che abbiamo alle nostre spalle succede quando i due ritmi si sincronizzano. È più l'idea che sei di fronte a qualcosa che da un momento all'altro potrebbe ingenerare qualcos'altro, ecco. E quindi magari qualcuno che assiste, insomma, viene a vedere questa installazione, può anche essere che non succeda niente, perché magari ci sta dentro un quarto d'ora, 20 minuti e questa cosa, come nella vita, continua senza incidenti, i due sistemi continuano a coesistere. Questo progetto sposa una componente fortemente concettuale con una necessità e con una componente spaziale e tecnologica. Se hai un'idea e vuoi realizzarla, devi capire come fare a realizzarla. Uno progetta le cose al computer, ma poi deve interfacciarsi con quelli che sono i materiali e l'attrezzatura utilizzata. C'è bisogno di un sapere manuale che non è neanche tecnico, perché è proprio saper fare le robe, proprio neanche le cose, le robe con le mani. C'è stato un po' di apporto dell'artigiano, ovviamente perché l'artigiano è una figura creativa. L'intelligenza della manualità si vede in queste cose, perché ci sono tutta una serie di soluzioni che sono possibili solo attraverso l'intelligenza manuale di chi sa fare quel mestiere. È proprio nella fase di realizzazione che ci si trova a doversi confrontare con dei cambiamenti inaspettati che però spesso possono diventare anche virtuosi. Affrontare gli errori progettuali e impari quasi sempre a fare qualcos'altro. Quindi nel micro, insomma, di un progetto come questo ci si accorge di quanto di fatto sia comunque un processo di conoscenza sia per chi ha sviluppato l'idea, ma soprattutto per chi dopo fa parte della squadra. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news